Amici di Diretta Sport, buongiorno da Elmas per la giornata 11ª di campionato con il girone A della fascia A2 degli allievi. Con le due squadre oggi sarà una giornata importante perché si parla di uno scontro al vertice tra la Frassinetti Elmas Villassor contro il Sublanu Calcio, con soltanto il fischio d'inizio che manca, ed eccolo qua con l'avvio della partita. Pallone messo in mezzo, c'è Figus, riesce ad arrivare, poi prova il tiro, la palla che viene respinta. Tornano anche Viola e Zucca in mezzo all'area di rigore, altro pallone tagliato sempre verso il portiere, pallone che danza sotto porta, e poi c'è il gol del vantaggio della Frassinetti che qua va a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi. Il gol del vantaggio per l'1-0. Si torna da De Falco che prova a mettere ancora in mezzo, questa volta non ci arriva di un soffio Zucca. Prova il tiro da fuori con la parata, il portiere la lascia lì, doppio intervento con il pericolo su Pintus. Tutto pronto per il calcio di punizione, la respinta del portiere, provato Figus, tanto prova a lanciarsi a rete Porra con il tentativo di tiro, la palla che finisce fuori. In avanti con il tiro, la palla che piano piano sta per rotolare in rete, poi l'intervento ancora della difesa, pallone messo in mezzo adesso con il tocco sotto, la traversa di Piras, poi il pallone che balla in area di rigore, ancora lì la palla che non entra, altro respinta fuori, grande occasione, ancora l'azione che si sviluppa sulla sinistra, il cross in mezzo con Piras, il miracolo trovato da Azzori, apertura per De Falco, rientra sul tiro sinistro, la palla respinta dal portiere, si resta ancora lì con un'altra conclusione cercata da Porra, con l'ingresso in campo di Capoccia e Verde. Intanto con Figus in area di rigore, prova il tiro, l'uscita questa volta perfetta di Gianmarco Pintus che può continuare adesso a pressione, il tiro dalla distanza tentato da Luca Marcia, e sulla destra il pallone tagliato in mezzo con il tiro e la traversa cercata e trovata da Zucca, sempre per Capoccia, apertura per Figus, prova con il sinistro e trova l'angolino per il raddoppio, questa volta non sbaglia Davide Figus. Apertura a sinistra con l'altro assist, sempre De Falco, palla all'indietro per Mina, ancora in mezzo, il tentativo due volte ancora di Figus, niente da fare, palla ancora morbida con il colpo di testa e la palla in rete per il gol che va a dimezzare il risultato, il colpo di testa di Andrea Figus, ed è 2-1. Pallone che danza sulla linea della porta dell'area di rigore, intanto c'è proprio adesso il fischio dell'arbitro che decreta la fine della partita, la fine delle ostilità e soprattutto la vittoria della Frassinetti.